Baba Booey. Quando ci sei libero. Ma dove sono? Sullo stream di YouTube sono. Ah, Dove stai guardando? no, io stavo su Valorant. Ah, vabbè, se stai giocando. No, no. Anche il tecnico dell'Enel. Ho fatto già amicizia con uno. Ma come cazzo è vestito? Ha un botto di baffi. Ti bravi in 30 secondi di baffi. Ah, di ritardo dici? Mm. Sì, forse è un po' stato così. Allora, aspetta che chiamo. Cazzo c'era il numero di quello, andiamo contatti. No, mica non c'ho il numero del tipo, lo salva. Allora, contatti. Ho fatto uno squillo al tizio 13 minuti fa. Chiama. Pronto? Non ti sento. ...41 minuti fa. Vabbè. Ecco qua. Pronto? Pronto? Non ti sento. Forse si è incastrato il tuo pulsante, eh? Devi schiacciare il pulsante caps nel cellulare. Vediamo se mi risponde, dimmi che ce la fa chiamare, risponde. Ecco qua, mi sta richiamando. Vediamo. Pronto? Mamma mia. Cazzo mi fa le chiamate a questo? Chiama. Pronto? C'è il tasto incastrato, devi schiacciare caps lock della tua tastiera. Mi senti? Sì, perfetto adesso. Ah, ok. Capito, ok. è differente, cellulari nuovi sono così. Ah, ho capito. Perché sembra che sto parlando alla radio, però vabbè, Sì, è la stessa è normale. cosa. Sì, Dettagli. E come stai, caro? Tutto bene? sì, sono sempre qui, ma ho sfasciato il furgone di lavoro, adesso ho un casino. Ma aspetta, davanti al parcheggio multipiano per caso? Dove eravamo prima? Ah, ok.
perché ho visto sì che hai avuto Sì. alcuni problemi col furgone. E niente. Se niente. passi a prendermi qua, ti aspetto. Sì, sì, ti vengo a prendere, arrivo Dai, subito. arrivo. Ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. Andiamo nella banca. Cazzo. Guarda questo 2040. Che cazzo è questo in gioco? Banca. Ecco qua. Torre con Cheddo. Un Liban. Poi più serio, guarda la roba che c'è, l'abbigliamento. Vedi l'abbigliamento sul coso. Vabbè, Sì, ciao amico. ma di Giamaica? Mi senti? Sì, sì. Ti sento, ti sento. Mi senti? Sì, tu? Aspetta. Cazzo. Perché io non ti sento? Bravo, bravo, bravo. Mm, Bravo. Ora? Ora sì. Sì, no, ho avuto un problema. Ah, ok. Ma adesso faccio anche fatica a chiedertelo. Te come fai, cioè, a parlare, diciamo? Allora, no, niente, Ma, io mi sono cioè, parli fatto... diretto o devi premere, diciamo? No, 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 io mi sono fatto, diciamo, un task, capito? Sull'applicazione del telefono che sarebbe TeamSpeak. Ok. E quindi parli diretto, diciamo? No, premo un pulsante che ho scelto io per parlare ok, con perché- l'auricolare. Ho capito, perché tipo quando guido è un po' scomodo. Lo so. In altre città parlavo direttamente. Ah, sì, hai fatto il diretto. Non avevi gli auricolari, diciamo. Esattamente. Mhm. Mi volevo comprare un'auto. Boh, Non c'è il concessionario? non c'è nessuno? No, io sono passato 3 volte che passo, non c'è mai nessuno. Adesso mando un messaggio. Invece io devo andare a ritirare il porto d'armi. Ah, io devo farmi anche la patente adesso che ci penso. Se vuoi ti accompagno. Sì, perché sto guidando senza. Qui è la polizia, qui Sì, dai, sono molto... pretendiosi, Esatto. se si può dire. Dai, allora accompagnami così almeno me la faccio e faccio il Certo, coso. certo. E stavo aspettando altri due amici che si trasferivano da un'altra città qua, ma non gli hanno rinnovato momentaneamente il visto. Ah, ok, ok. Li hanno rimandati a venerdì l'appuntamento. Ho capito, è fatica per il visto di questa si sta. Sì, però vabbè, c'è anche da dire una cosa, che sono più severi ed è meglio. Evitano di far entrare gente extracomunitaria che diciamo rovinano la città. Esattamente, hai pienamente ragione. Sono stato in un'altra città un po' più libera, diciamo, era un macello. Eh sì.
E qui i distributori in città ci sono. Lo so, adesso devo andare a fare anche benzina. Ah, ecco. E ho finito il turno, solo che muoversi con la bici è veramente scomodo. No, è scomodo. Poi neanche io ne approfitto col furgone di lavoro. Sì, diciamo che torna comoda. Sì, Per quello che ci danno poi. esatto, una miseria. Ma magari stavo pensando di vedere un attimino, un pochettino di cambiare un attimo, perché comunque i soldi servono. Nell'altra città ero abituato a un altro tenore di vita, quindi adesso vediamo. Il soldo facile piace a tutti. Sì, direi. Mi hanno detto che come minatore si guadagna abbastanza. Sì? Esatto, è uno dei lavori più proficui in città. Ah, buono. Si può provare poi. Quanti anni hai tu, Dennis? 26. Ah, 26. Tu invece, Toro? 35. Dai. Sono già vecchio. È pieno di pelati in giro, hai visto? Sì, io lo ero poche ore fa, quindi mi sono cresciuti i capelli tutti in una volta. No, È aspetta, ho questo. sbagliato un po'. No, scusa. Volevo vedere se... Tranquillo. Aspetta. Salve, buon uomo. Ancora per concessionario? No. No, noi siamo dell'Enel. Perché non c'è nessuno. Lo stiamo cercando anche noi. Quelli là magari. No, quelli sono i pelati. I pelati. Va bene, buon uomo. Provi a mandare un messaggio magari. Sì, infatti adesso provo. Ok. La Buona saluto. giornata. Arrivederci. Io a tempo perso faccio anche, quando torno a casa faccio anche lo streamer. Ah, vede? Sì, Ma... poi ti passo il canale su YouTube. Ah, YouTube. Sì, YouTube, anche Twitch, però più YouTube preferisco. Ho capito, bene. Poi te lo passo. Dopo ti seguo. Ti seguirò. Ok. Come ti chiami su YouTube? Casteddu Gamers. Tutto Oh, attaccato. bello però che Qualcosa mi fai dice che c'è l'Enel, della ma c'è. Sardegna in mezzo? Quanto? Cosa? Che c'è della Sardegna in Stai mezzo? facendo Sì, vedere l'Enel. sono sardo. Bello, bellissimo. Cosa mi stavi dicendo? Ho Matte? girato un po' quest'estate. No, sono sniper. Ah, Bello, l'operatore Enel fai. sì, sto facendo l'operatore Enel. Voglio Tu direi, un sti modo di stronzi che live. ci hanno portato il Covid, Ah, mica. Guarda, No, ma immagina comunque. è un Anche caso. perché non avevate nessun caso, si può dire. Esatto, esatto. Avete aggiorato tutto. Scusa, ma sto facendo più cose in una volta e sono un po' distratto. Tranquillo. Non si dovrebbe. Prima ho fatto questa salita qui in bici. Minchia, le gambe gonfie. Sì, non riuscivo più a salire. Che poi in questa città mi sa che c'è anche un poliziotto sardo. Ah, sì? Sì. Bene. Ma di dove sei? Io Cagliari. Ah, ok. E adesso mi sono trasferito qui in città. Bene. Dimmi com'è. Eccoci qua. Bamba. Bamba.
Ti ricordi di me? Io Però per il resto a posto. sono arrivato poche ore fa, non riuscivo a parlare, te mi hai detto Sì. "Vai a sentire con qualcuno che ti aiuti". Mhm. Ero io quello lì. Ah, ok. Aspetta. Ah, bellino, c'è anche proprio Sì, deve la fare. saletta. Non c'è l'esaminatore, no? No. Quiz online. Sono Esattamente. smart working anche là. Guarda, io vado un attimo a mangiare. Vai tranquillo. Ci rivediamo fra poco. Ci vediamo tra un po', dai. Ciao caro, grazie. A molti automobilisti stanno almeno a 150. Che velocità devi andare? Massimo. No. La strada dovrebbe essere 120. Cosa bisogna fare mentre si sorpassa il veicolo? Inizia il sorpasso accelerando. Ok. Se non indicato differentemente, la velocità in area residenziale è di 30, ma dovrebbe essere di 50 km/h se non sbaglio. Stai girando a destra al semaforo, ma un pedone sta attraversando. Ok. Attraversiamo il Corenico. Prima di cambiare corsia devi controllare. Ok. Se stai andando a 80 km/h e stai entrando in un'area residenziale, mantieni la tua velocità, allora rallenti. Gustate? Mm? Gustate? A che cosa sono? A che cosa sono queste qua? Cosa no? Ok, chiudi. A me hai detto? Sì. Cosa? Di che cosa sono queste? Perché? Appare strano. Strano. Tipo zucchina, carote e patate. Amore. Zucchine, carote e patate. Perché questo? Zucchine, carote e patate. Boh. Non ti piacciono? Non ti piacciono? Sì, sì, sì. Pure il suono. Io lo sento sapore, guarda. Ciao Bob. Contenta? Mangiamo? Mangiamo contenta? Buona? Mangiamo? Guarda.
La mucca fa bu. Colpette. Colpettine. Colpettine. Colpettine si dice. Colpettine. No. Adesso mamma mi fa la lettura e mangiamo adesso. Mamma ti fa tutto adesso. Aspetta, adesso mangiamo. Aspetta, mettiamo le carote. Dai, un attimo. La mucca. Aspetta che mamma deve mettere un attimo. Aspetta un attimo, ho fatto un casino, un secondo mamma. No, che cazzo. Mi hanno bocciato, cazzo. Sì? Aspetta, amore. Tieni, Poppy. Poppy, sì. Asia. È stato bocciato, La vaffanculo. testa. Vieni che mamma ti dà le coppe col bettino. Mangiamo la polpetta adesso. Vieni che mangiamo la polpetta.
le foto qui. Eia, sono qua, amore, la mamma te ne dà. Acqua? Minchia caricatura di cazzo. Riesco a farmi bocciare anche qua, cazzo.
poi la tosta